Cari telespettatori, siamo supportati dallo SPCGL del Veneto, ma nello specifico abbiamo il piacere di avere qui con noi Luciano Milan, segretario generale SPCGL di Rovigo, per parlare di una problematica che riguarda tutto il territorio nazionale, più colpiti Rovigo e anche Belluno come territori, ovvero la chiusura degli sportelli postali. Cosa sta succedendo e cosa lamentate? Noi lamentiamo che la chiusura di questi sportelli postali che avevano un punto di riferimento importante nel territorio, in particolare per le persone anziane, sapendo che noi siamo in una fase dove, come posso dire, c'è un problema enorme perché si devono modificare le politiche in quanto c'è un invecchiamento forte della popolazione e non si creano le condizioni affinché si inverta questo tipo di tendenza e si dia la possibilità di creare, le condizioni perché la gente rimanga nei territori. Nel momento in cui io vado a togliere servizi che erano visti servizi come uno strumento che lo Stato mi dava, anche se oggi è diventata una struttura privatistica, una SPA, però di fatto, voglio dire, la gente vedeva in quella struttura una garanzia sia nell'investire i suoi risparmi, oltre al fatto anche, voglio dire, che è un punto di riferimento per il ritiro della mia pensione, per avere un rapporto in quella comunità. Un aspetto sociale importante. E quindi aveva un aspetto sociale importante perché perlomeno in quello spazio, in quella realtà, essendo distribuiti nel territorio in modo consistente e capillare, avevo un punto di riferimento dove io trovavo in quel momento lì alcune risposte. Oggi, con la chiusura, voglio dire, degli sportelli bancari, con la chiusura di altre cose, dove va? Il cittadino dove si trova? C'è un problema di mobilità legato ai trasporti perché non funzionano, in particolare nella nostra realtà del Polesine. Se noi pensiamo al Basso Polesine, dove che ha un problema di aree nelle quali è sotto il livello del mare in alcuni punti di 2 metri, da altre parti di 4 metri, quindi vuol dire idrovore, passaggi di un certo tipo, c'è un problema oggettivo di mobilità interna all'interno di quella struttura. E nello stesso tempo, nel momento in cui io tolgo questo tipo di aspetti, queste persone dove vanno? E questo tocca le scuole, tocca la sanità e tocca quindi i servizi, e uno dei servizi importanti era anche il servizio postale. Quindi riduzione degli orari di apertura e di molti sportelli che vengono meno. Sì, voi chiedete quindi, sollecitando l'amministrazione, che si faccia da interprete di questa esigenza? Difatti noi chiediamo alle amministrazioni locali e ai sindaci di farsi carico di questo problema, di intervenire per tutelare la loro comunità che gli ha dato un mandato per poter governare quella realtà in comuni che sono estremamente piccoli, che non hanno neanche più le risorse sufficienti, voglio dire, per dare alcune risposte, essendo comuni che hanno 1000, 2000 abitanti, 3000 abitanti. In questo caso è evidente che se tu continui a perdere servizi, perdi i servizi postali, perdi le scuole, perdi altre cose, e la gente, voglio dire, a quel punto lì la isoli e la metti in una condizione forte, sapendo anche che poi abbiamo, come posso dire, parecchie persone anziane sole che sono in difficoltà e non sanno a chi rivolgersi. Sono più fragili. Grazie segretario. Un aspetto molto importante: andate presso gli sportelli degli uffici postali che sono ancora aperti, c'è un volantilaggio da parte del sindacato SLC che tutela i lavoratori del servizio postale ma anche dello SPCGL, per darvi tante informazioni utili e importanti. Grazie ancora, a presto.